buonasera a tutti i presenti, buonasera a tutti quelli che ci seguono sia in diretta sia poi in futuro. Buonasera a tutti voi, un piacere rivedervi qui come ogni sabato, un piacere essere qua davanti, un piacere in particolare questa sera perché come potete notare abbiamo installato dei nuovi ventilatori, quindi tu da casa se ci stai seguendo e hai paura del caldo adesso non hai più scuse, devi per forza venire. Buonasera a tu che sei qui la prima volta, seconda, terza, buonasera a te che vieni sempre, buonasera e buonasera. Allora, oggi vorrei partire con questo piccolo pensiero che stavo pensando mentre stavo venendo qua, che si basa tutto sul fatto che noi ogni giorno abbiamo davanti a noi tante scelte, però vorrei concentrarmi su una in particolare, la scelta di sacrificare qualcosa per seguire Cristo o la scelta di continuare dove sono. Io posso scegliere se sacrificare i miei interessi per seguire Cristo oppure posso scegliere i miei interessi e continuare dove sono. Posso scegliere di cambiare il mio comportamento, di sacrificare i miei gusti, di sacrificare magari parti del mio carattere, abitudini che ho, oppure posso scegliere di non sacrificarli, di tenermeli stretti. Quello che vorrei che pensaste oggi in particolare durante il momento poi di lode è che cosa sto sacrificando. Nel momento in quale scelgo, ok, o Cristo o me, o Cristo o la mia vita, cosa sto scegliendo? Cosa ho scelto ieri? Cosa sto scegliendo oggi? Cosa magari vorrò scegliere domani? In particolare abbiamo la vita descritta benissimo di Gesù nei Vangeli, di una persona che ha preso e ogni giorno ha deciso di sacrificarsi. Nella vita di Gesù abbiamo l'esempio perfetto, ma tanti altri personaggi del Nuovo e Vecchio Testamento hanno questa particolarità di aver scelto. Magari hanno fatto una grossa, grande scelta, o magari hanno fatto tante piccole scelte. Perciò tu, oggi, nella tua vita, cosa stai scegliendo? Cosa hai scelto ieri? Cosa hai scelto oggi? Cosa sceglierai domani? Perché in base alle nostre scelte noi fondiamo le nostre azioni, in base alle nostre azioni le nostre abitudini, e in base alle nostre abitudini diventiamo ciò che siamo oggi. Perciò vi invito ad alzarvi in piedi, salutare la persona al vostro lato se non l'avete ancora salutata, magari alcuni di voi non si vedono già da più di una settimana, 2 settimane, un mese, qualcosa del genere. Salutate, spendete quei 30 secondi per dare anche solo una parola di benedizione, un saluto con un po' più di carattere, con un po' più di cuore, e prepariamoci per il nostro momento di culto con la nostra lode al Signore Gesù. Amen. Buonasera a tutti. Buonasera. Ah, che bella risposta. Oggi non vi devo neanche riprendere di farvi venire più avanti. Siete così bravi oggi. Allora, chi qua crede che Gesù è morto per salvarci? Alzi la mano. Allora io vi invito ad alzare la vostra voce e dichiarare che Gesù risuscitò e oggi vive in me. Amen? Amen? Ah, bello! Battiamo le mani!
Gesù vive in me. 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 Amen. Il prossimo brano l'ho scelto perché in questo periodo mi ha toccato particolarmente una parte. Tutti voi conoscete il brano Signore voglio te, no? E mi ha toccato particolarmente la seconda strofa che dice: sto seguendo, sto cercando te, la corona conquistar. Sto lottando, niente può fermarmi, perché io sto seguendo te. Quando noi siamo insieme al Signore, nulla ci può fermare. Il Signore è quello che ci dà la forza, il Signore è quello che ci fa alzare la mattina, ci ricarica le energie e ci fa superare qualsiasi problema, qualsiasi lotta, perché in questo mondo le lotte non sono nostre, le lotte sono di Dio e Dio combatterà per noi. Amen? Possiamo cantare: io ti cerco e vengo a te, Signore. Mentre ancora in silenzio sei, io ti cerco e adesso aspetto te. Rivelati a me, Signore, io voglio solamente te. Io ti cerco, vengo a te, Signore. Mentre ancora in silenzio sei, io ti cerco e adesso aspetto te. Rivelati a me, Signore, voglio te. Signore, te voglio sentire te. Io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo. Signore, voglio te. Sto seguendo, sto cercando te. La corona conquista. Sto lottando, niente può fermarmi perché sto seguendo te. Signore, voglio te. Signore, te voglio sentire te. Io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo. Signore, voglio te. Se anche tu stai lottando, cerca il Signore. Il Signore è un Dio di giustizia. Il Signore è quello che combatterà per te. Ripetiamo la seconda strofa insieme. Sto seguendo, sto cercando te. La corona conquista. Sto lottando, niente può fermarmi perché sto seguendo te. Signore, voglio
Signore. Facciamo un applauso al nostro Signore. In questo momento io vi chiedo di chiudere i vostri occhi, di entrare in un momento di preghiera col Signore. Questo brano racconta di tutto quello che Dio fa nella nostra vita, di come Lui è buono, di come Lui sia perfetto in qualsiasi via, dell'amore innegabile che prova per noi, una pace inspiegabile che solo il Signore ci può dare. E c'è una frase di questo brano che dice: tu mi chiami a conoscere a fondo il tuo amore. Cantiamo. Io so di mille storie che sussurrato
Signore, quanto Tu sei buono nelle nostre vite, Signore. Facci conoscere, Signore, questo Tuo amore profondo che hai per noi, Signore. Mostraci, Signore, questa pace inspiegabile, Signore, che Tu doni a noi, Signore. Cura, Signore, i cuori delle persone che sono qua oggi, Signore. Tu conosci il cuore di ognuno di noi, Signore, le ferite che ognuno ha, Signore. Prenditi cura, Signore, di ognuno di noi. Accoglici, Signore, come Tu fai, Signore, che lasci indietro le 99, Signore, per cercare me, Signore. Facci sentire, Signore, questa cura che hai per noi, Signore. Oggigiorno quante persone sono ferite, Signore. Quante persone si sentono abbandonate, Signore. Ma Tu sei un Dio, Signore, di amore. Sei un Dio di gioia, sei un Dio di compagnia, Signore. Tu non fai sentire nessuno solo, Signore. Tu fai sentire ognuno di noi, Signore, importante ai Tuoi occhi, Signore. Io Ti ringrazio per questo, Signore. Tocca nel profondo del cuore di ognuno che è qui oggi presente, Signore, di coloro che ci vedono a casa, Signore. Mostra la Tua potenza, Signore.
illumini ogni ombra, scagli ogni montagna per raggiungermi. Illumini ogni ombra, scagli ogni montagna per raggiungermi. Cantiamo insieme. Abbatti ogni barriera, scacci ogni menzogna per raggiungermi. Illumini ogni ombra, scagli ogni montagna per raggiungermi. E abbatti ogni barriera. Abbatti ogni barriera, scacci ogni menzogna per raggiungermi. Illumini ogni ombra, scagli ogni montagna per raggiungermi. Abbatti ogni barriera, scacci ogni menzogna per raggiungermi. Illumini ogni ombra, scagli ogni montagna per raggiungermi. Abbatti ogni barriera, scacci ogni menzogna per raggiungermi. Illumini ogni ombra, scagli ogni montagna per raggiungermi. Abbatti ogni barriera, scacci ogni menzogna per raggiungermi. Illumini ogni ombra, scagli ogni montagna per raggiungermi. Abbatti ogni barriera, scacci ogni menzogna per raggiungermi. Oh, è travolgente, infinito, audace amore tuo. Lascia ancora nel 99 per cercare me. Non l'ho meritato né guadagnato, ma è così che ami tu. Oh, è travolgente, infinito, audace amore Santo, santo, santo è il tuo nome, Signore. Lasci le 99 per prendere me, Signore. Illumini ogni ombra, abbatti ogni barriera, scacci ogni menzogna, Signore. Perché solo tu sai chi sono io, chi siamo noi, Signore. Che amore travolgente, Signore, che tu hai per noi, Gesù. Fa, Signore, che ognuno che è qui presente possa capire questo tuo amore profondo che hai per noi, Signore. Scagli ogni montagna per raggiungerci. Oh Signore, in questo momento ti voglio chiedere
Che tu possa aprire il cuore di ognuno che è qui presente per ricevere la tua parola, Signore. Che nel nome di Gesù la tua parola possa essere seminata, Signore, e possa essere protetta, Signore, affinché possa crescere nel cuore di ogni persona, Signore. Ti ringrazio, Signore, per la possibilità di stare nella tua presenza e di poter sperimentare di questo tuo audace amore, Signore. È questo che io ti chiedo e ti ringrazio. Nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Buonasera. Mamma mia, buonasera. Grazie, adesso va un po' meglio. Allora c'è un mio amico che dice che non guarda più, per favore, non uscite dal culto mentre c'è la predica, per favore. C'è un mio amico che dice che non guarda più telegiornali perché telegiornali ci sono solo cattive notizie. Non so se tu la pensi nello stesso modo, ma visto che sei qua, stasera assisterai al telegiornale CBA, Chiesa Battista Agape. Ho qualche brutta notizia da darti. Pastore, ma il Vangelo è buona notizia. Sì, ma è anche una cattiva notizia. Allora sta attento. Quando tu diventi cristiano, prendi bene questa verità che ti sto dicendo adesso, ok? Quando tu diventi cristiano, le cose nella tua vita peggiorano. Quando tu diventi cristiano, entri in un mondo spirituale che, se tu sai che esiste, combatterà esattamente contro di te. Pastore, ma io non ho nessun nemico, nessuno parla male di me, nessuno mi ha rifiutato, nessuno mi ha isolato, nessuno mi ha fatto niente. Questa è la dimostrazione che non stiamo vivendo il vero Evangelo. Appena noi apriamo bocca e cominciamo a proclamare il vero Evangelo, qualcuno viene contro di noi. Qualcosa succede che ci mette all'angolo. Perché noi non predichiamo il vero Evangelo? Prima di tutto una cosa. Molto spesso noi predichiamo nelle nostre chiese cose che sono la periferia del Vangelo. Per esempio, hai mai sentito o hai sentito spesso prediche, per esempio, sul peccato, sull'inferno, sul giudizio di Dio, sulla santità e le esigenze di Dio? No? Queste sono tutte prediche che fanno parte integrante del Vangelo. Oggi noi siamo abituati a volere sentire delle prediche che parlano del grande, meraviglioso progetto che Dio ha per le nostre vite. Oh, che bello, Signore, voglio 2 per 3 di questo prodotto. Compro tutto quello che mi dai. Ossia, il Vangelo non è un prodotto da sovrapporre alla nostra esistenza. Dio non è al nostro servizio, la realtà delle cose che dice la parola di Dio è che noi siamo al servizio di Dio. La seconda motivazione per cui non viviamo il vero Evangelo è che ci viene predicato un Vangelo molto diluito o anacquato, ossia la superficialità del Vangelo, ok? E la terza cosa, io posso sapere il Vangelo, posso conoscere a fondo il Vangelo, ma tengo chiusa la mia bocca. Quando io comincio a predicare invece il vero Vangelo, qualcosa succede. Hai mai provato, per esempio, a un tuo amico, un compagno di classe, a predicare, a dirgli che lui è nel peccato e sulla base del suo peccato lui è condannato per l'eternità davanti a Dio? Hai mai provato a fare questo? Pronti? Buonasera. Hai mai parlato a dire che nel mondo spirituale c'è un nemico che si chiama Satana che combatte contro le anime degli uomini? Hai mai provato?
prova a parlare di questo, vedrai come la gente reagisce. Appena tu apri la tua bocca su queste grandi verità, allora tutto comincia veramente a succedere e cominci a soffrire. Guarda che cosa dice la parola di Dio a riguardo dell'esperienza di un ragazzo molto giovane che è stato chiamato al ministero, che si chiamava Geremia. Geremia, dice così la parola di Dio. Lui era un profeta dell'Antico Testamento che ha predicato in un periodo difficilissimo. Il telegiornale che lui predicava era molto difficile, ok? E lui a un certo punto ha dovuto dire al popolo di Israele disobbediente che il nemico, che era Babilonia in quel tempo, sarebbe arrivata e loro sarebbero stati deportati per 70 anni in Babilonia. E dice così: così parla il Signore, questo è Geremia che parla. Questa città sarà certamente data in mano all'esercito del re di Babilonia, che la prenderà. I capi dissero al re: quest'uomo sia messo a morte, poiché rende fiacche le mani degli uomini di guerra che rimangono in questa città e le mani di tutto il popolo, tenendo loro tali discorsi. Quest'uomo non cerca il bene, ma il male di questo popolo. Allora il re Sedechia disse: ecco, egli è in mano vostra, poiché il re non può nulla contro di voi. Allora essi presero Geremia e lo gettarono nella cisterna di Malchia, figlio del re, che era nel cortile della prigione. Vi calarono Geremia con delle funi. Nella cisterna non c'era acqua, ma solo fango, e Geremia affondò nel fango. Perché è stato buttato nella cisterna di fango? Semplicemente perché lui ha detto quello che stava per succedere. Quando tu comincerai a predicare ciò che sta per succedere, allora qualcosa succederà, che cercheranno di gettarti del fango addosso. Allora sta attento. Chi è che ha sentito negli ultimi mesi la seguente frase? Gesù sta tornando. Mai sentito? Dai predicatori, dagli amici, dai cristiani, di tutte le denominazioni. Gesù sta tornando. Ravvediti, perché è il momento di prendere una decisione. Hai mai predicato così a una persona vicino a te? Ravvediti, perché Cristo sta tornando, e quando Lui verrà da te, se non sei cristiano, Lui ti condannerà all'eternità lontano da Lui, nelle fiamme dell'inferno. Geremia stava dicendo esattamente questo: il nemico sta arrivando, il nemico prenderà la nostra città, il nemico distruggerà il Tempio di Israele, il nemico non avrà pietà di noi. E che cosa loro hanno fatto? Hanno preso Geremia e l'hanno gettato in una cisterna di fango. Ti faccio la prima domanda scomoda di questa sera: hai qualche nemico per aver predicato il Vangelo? Hai qualche nemico per aver predicato il Vangelo? Non devi rispondere a me, devi rispondere a te stesso davanti a Dio. E la prima cosa che ti dico è: se non hai nessun nemico, è perché il Vangelo che stai predicando è veramente qualcosa di molto anacquato, molto diluito, o forse tieni la bocca chiusa. Allora sta attento. Se seguiamo Cristo, però, se seguiamo le sue direttive, se andiamo insieme a Lui e predichiamo il Vangelo, e Cristo, noi sappiamo, è stato buttato fuori da diversi posti, è stato preso, crocifisso, sputato, è stato criticato, è stato messo in crisi da diverse volte, ma Cristo è mai caduto. Perché? Perché Lui predicava il vero Evangelo. Ma se predichiamo Cristo, la vera vita di Dio è in noi. Guarda che cosa dice la parola di Dio: se foste del mondo, il mondo vi amerebbe quello che è suo. Siccome non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, per questo il mondo vi odia. Ok. Sai a chi stava facendo questo discorso Gesù? Ai suoi discepoli. Allora sta attento a una cosa: la parola discepolo deriva dalla parola disciplina, ossia io divento discepolo di Cristo quando disciplino la mia esistenza camminando con Cristo e cercando di assomigliare ogni giorno di più a Cristo. E Gesù si era
circondato di un sacco di discepoli, non c'erano soltanto i 12, c'erano tantissime persone che camminavano insieme a Cristo. Ma a un certo punto Cristo ha fatto una selezione. Al capitolo 6 del Vangelo di Giovanni c'è una cosa molto interessante che Gesù fa e dice così: chi mangia la mia carne e chi beve il mio sangue sarà veramente mio discepolo e la vita mia è in lui. Ok? E allora tanti discepoli hanno cominciato a dire, veramente questo parlare è duro, io non riesco, non voglio più camminare con Cristo. Ossia, che cosa vuol dire mangiare carne e sangue? Non fisicamente, chiaramente, ma fare esattamente la volontà di Dio, fare quello che Cristo ha comandato nella sua parola. Maestro, fino adesso ci è convenuto. Fino adesso abbiamo mangiato, fino adesso ci hai guariti, fino adesso abbiamo ricevuto amore, abbracci, pazienza, tanta misericordia da parte tua, ma adesso che tu ci chiedi di fare la tua volontà, veramente comincia a diventare difficile. Io non voglio rinunciare ai miei amici, io non voglio rinunciare alle mie comodità, io non voglio rinunciare al mio ego, non voglio rinunciare alle mie esigenze. E Gesù dice, ok, se voi volete tutto questo, è inutile che voi mi seguiate. E la parola di Dio dice che a quel punto i discepoli hanno cominciato a abbandonarlo. Però voglio leggervi un testo che si trova sempre in quel capitolo 6 di Giovanni e dice: da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai discepoli: non volete andarvene anche voi? E indovina chi è che risponde questo? Chi è l'eroe? Il mio eroe, chi è che lo sa? Il mio eroe del Nuovo Testamento. Pietro, bravissimi. Guarda che cosa risponde Pietro. Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto, abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Allora ti faccio la seconda domanda scomoda. Stai attento. La prima, ti ricordi qual era la prima domanda scomoda? Se hai qualche nemico. La seconda cosa che ti chiedo: preferisci l'amicizia delle persone vicine a te o preferisci l'amicizia di Cristo? Questa è la seconda domanda scomoda che ti faccio. Andiamo al punto 2. Se seguiamo Cristo, saremo una minaccia. Dice così la parola di Dio. Ma grazie, questo è l'Apostolo Paolo che scrive, ma grazie siano rese a Cristo che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Per questi un odore di morte che conduce alla morte, per quelli un odore di vita che conduce alla vita. E chi è sufficiente a queste cose? Allora, sta attento. L'Apostolo Paolo sta dicendo una cosa, che quando un cristiano passa, lascia una scia di buon cosa? Profumo. Ok? Hai mai sentito quel ragazzo, quella ragazza che passa vicino a te, quella che magari tu hai già adocchiato e che dici wow, che carino, che carina. Poi c'è anche quel profumo che costa 800 euro a boccetta. Dici, tu segui, no? Dici wow. È interessante che quando noi cominciamo a vedere delle attitudini veramente cristiane e tu vedi che quella persona obbedisce a Cristo, ovviamente si sprigiona un profumo di vita. Una persona, per esempio, che sta in pace davanti alle difficoltà, tu dici, wow, profumo di Cristo. Una persona che non reagisce male quando gli altri lo attaccano e si mette davanti a Dio in preghiera, che cosa dici? Wow, questo è il buon profumo di Cristo. Una persona che è criticata non ripaga con la stessa moneta e mette tutto nelle mani di Dio. Tu dici, wow, profumo di Cristo. Ma quando io comincio a obbedire nella mia vita,
e porto Cristo agli altri, quelli che non conoscono Cristo, che cosa il mondo spirituale fa? Dice, questo qua mi sta ricordando, non dice che profumo è, odore, anzi puzza di morte. Sai perché? Perché noi ricordiamo agli altri che esiste un Dio davanti al quale un giorno ciascuno di noi dovrà rendere conto della nostra esistenza, di tutto quello che abbiamo fatto, di tutto quello che abbiamo detto e di tutto quello che siamo stati qua in vita. Se seguiamo Cristo diventeremo una minaccia per qualcuno, lo dice l'Apostolo Paolo, un odore di morte per quelli che stanno andando alla morte. Allora, mia figlia ha fatto un'esperienza l'anno scorso molto interessante, molto stimata nella sua azienda dove lavorava, finché dopo circa 2 anni di preghiera e di testimonianza personale ha deciso di regalare un piccolo presentino, no? Dei biscotti fatti in casa con su un versetto della parola di Dio a ogni sua collega. Ok? Sai che cosa è successo? Che qualche settimana dopo queste colleghe hanno cominciato a cambiare faccia, hanno cominciato a parlottare tra di loro, hanno cominciato a boicottarla, hanno cominciato a criticarla. E lei mi ha chiesto, papà, cosa sta succedendo? Sei diventata un pericolo, sei diventata una predicatrice della parola di Dio e ovviamente il nemico non permetterà che succeda questo. Però sai una cosa, che quando noi facciamo così, noi camminiamo vicini al Signore. Gesù diventa il nostro migliore amico e nel momento della crisi il Signore farà grandi cose per me e per te, perché il Signore dice la parola di Dio che ci viene incontro con benedizioni eccellenti. Nel momento del bisogno il tuo Signore non ti lascerà. Nel momento del bisogno Dio sarà lì con te, nel momento del bisogno tu sentirai l'abbraccio del Signore che ti dirà sono qua perché tu hai obbedito alla mia parola. Leggevamo oggi un testo con un fratello della Chiesa che dice così: chi mi ama ha i miei comandamenti e quello che osserva i miei comandamenti io e il Padre lo ameremo e mi manifesterò a Lui. Ti faccio la terza domanda scomoda. Quando è che è l'ultima volta che tu hai visto Dio agire in modo chiaro, evidente, profondo, con forza nella tua vita? Pastore, è stato al campeggio. Dio non è un Dio di campeggio. Dio è un Dio di tutti i giorni. E Lui vuole che tu faccia un'esperienza giornaliera insieme a Lui. Se io porto a casa la obbedienza al Signore e ogni giorno cammino nelle sue vie, io ti assicuro che la parola di Dio dice: se uno obbedisce ai miei comandamenti, io mi manifesterò a Lui e tu vedrai chiaramente Dio all'opera nella tua vita. E quando ci saranno i problemi, Lui sarà lì a farteli superare e dici: Signore, ma cosa è successo? È successo che io sono con te. Ma è interessante che prima di tutto noi dobbiamo capire che quando cominciamo a obbedire e essere una testimonianza in mezzo agli altri, noi cominceremo a farci sentire una minaccia dagli altri. Non preoccuparti, perché il Signore è a fianco a te. Cristo non ha mai detto che noi avremo il tappetino rosso camminando per questa vita. Lui ha detto: nel mondo avrete tribolazione, ma abbiate coraggio perché io ho vinto il mondo. Terzo punto. Se seguiamo Cristo saremo cacciati fuori. Io vi ho detto queste cose affinché non siate sviati, vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Allora sta attento. Al capitolo 9 di Giovanni, un cieco viene guarito nel Tempio da Cristo, ok? E i farisei, che erano i religiosi di quel tempo, a un certo punto guardano quest'uomo e dicono: ma caspita, ma cosa è successo a quest'uomo? Andiamolo a chiedere che cosa è successo. Guarda, ho conosciuto Cristo, Cristo mi ha guarito. E la seconda volta gli chiedono: chi è che ti ha guarito? Cristo. Ve l'ho detto, ma voi non volete credere?
A un certo punto i farisei, non convinti, terza volta vanno a chiamare i genitori e gli dicono: perché vostro figlio vede che è nato cieco? Perché qualcuno lo ha guarito, non lo sappiamo, ma qualcuno lo ha guarito. Finché lui predicato la parola di Dio, questo cieco, sapete che cosa hanno fatto alla fine? Lo hanno cacciato fuori. Se tu predichi Cristo, in qualche modo le tue amicizie, i tuoi migliori amici, forse qualche tuo parente, forse qualche persona che tu dicevi prima, ma questo veramente era vicino a me e adesso lui comincerà a darti delle occhiate un po' strane. Adesso lui comincerà a lasciarti isolato dalla sua compagnia. Adesso lui comincerà a criticarti perché? Perché tu stai predicando Cristo. E quando tu non chiudi la tua bocca e continui a predicare il Signore, ti assicuro che qualche problema arriva. Sai perché? Perché tu cominci a sentire il rumore della battaglia spirituale che c'è intorno a te. La battaglia per la tua anima e per le anime che sono perdute, che stanno andando all'inferno. Oggi noi diciamo questa parola, inferno. Chi non crede è condannato all'inferno, sì. Chi non crede è ancora nel suo peccato, chi non crede rimane, Giovanni 3,36, sotto l'ira di Dio, e chi non si ravvede rimane sotto l'ira di Dio. Pastore, da cosa mi devo ravvedere? Dal fatto che io e te siamo nati nel peccato. Siamo stati concepiti nell'iniquità e siamo completamente separati da Dio per questo. È per questo che Cristo è andato in croce. Cristo non è solo un esempio di vita, Cristo è il nostro sostituto. Noi meritavamo la croce, noi meritavamo l'inferno e Lui ha bevuto questo calice amaro dell'ira di Dio per darci un'opportunità di essere salvati, per darci un'opportunità di collaborare col piano di Dio per questa terra. Tu vuoi collaborare col piano di Dio per questa terra? Vuoi essere usato da Dio per la salvezza delle anime? Allora devi ravvederti dal tuo peccato. Devi mollare i tuoi idoli, fai cadere quelle barriere, permetti a Cristo di entrare nella tua vita. Pastore, non so come fare, te lo dico subito. Chiedi a Cristo di entrare nella tua vita, chiedi a Cristo di guidarti. Signore, la mia vita non mi appartiene, sono una tua creatura, io voglio onorare te nella mia esistenza. Quando tu cominci a fare questo tipo di preghiere, sono preghiere pericolosissime per il nemico, ma portano una gioia immensa alla tua anima. E sai perché? Perché tu ti metterai al centro della volontà di Dio e stai dicendo: Signore, io non appartengo a me stesso, appartengo a te, io non sono qua per un caso. Sai che la parola caso, se tu scambi le ultime due lettere, diventa caos. Io non sono qua per un caos. Oggi gli scienziati studiano il caos, no? Sono dei caosologi. Non puoi studiare il caos, perché il caos è caotico. E tu sei al mondo perché Dio aveva un piano nella tua vita. Tu sei al mondo per onorare Cristo con la tua vita. Tu sei qua per predicare la parola di Dio agli altri. Dio vuole usarti, ma tu devi dirgli: Signore, io sono disposto ad andare fino in fondo con te. Sono disposto ad aprire la mia bocca, anche se mi licenziano, anche se mi cacciano via dalle amicizie, non importa, io continuerò a predicare la tua parola, perché è questo che sono stato chiamato a fare. Se tu segui Cristo fino in fondo, sarai cacciato fuori da qualche compagnia, stanne pur certo, ma sono sicuro di una cosa, che il Signore è lì a fianco a te e Lui non ti mollerà un attimo. Io preferisco l'amicizia di Cristo piuttosto che 1000 amici in casa mia, perché con Cristo io e Cristo facciamo la maggioranza. Ultima cosa che voglio dirti: se seguiamo Cristo saremo lapidati. Oh, pastore, questa è troppo grossa. Lapidati di cosa? Ma dove esiste la lapidazione in Italia? Infatti non esiste. Però c'è la storia di questo ragazzo, anche questo era giovane, era un diacono della chiesa, che quando ha cominciato a predicare seriamente la parola di Dio è stato lapidato. Ma sta attento, perché dopo voglio fare una considerazione importante insieme a te. Dice così: essi, udendo queste cose, fremevano di rabbia in cuor loro e digrignavano i denti
contro di lui. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi in cielo, vide la gloria di Dio e Gesù stava alla destra di Dio e disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, gettando alte grida altissime, si turarono gli orecchi e si avventarono tutti insieme sopra di lui. Poi dice la parola di Dio che lo trascinarono fuori dalle città e hanno cominciato a lapidarlo. Allora, sta attento. Perché si sono turati gli orecchi, secondo te? Perché si sono turati gli orecchi? Allora, esiste una cosa, ti do la risposta, esiste una cosa nel cuore umano che si chiama coscienza. Coscienza. Quando tu predichi la parola di Dio, quando tu predichi il Vangelo, quando tu predichi un Cristo che è morto e risorto per causa mia e tua, la coscienza degli esseri umani viene stimolata, viene pungolata. Ora io posso fare almeno 3 cose con la coscienza, ok? La prima, cercare di fare l'indifferente. Ossia, Cristo arriva al mio cuore con la sua parola, io cosa faccio? E comincio a cercare la via d'uscita. Hai mai cominciato a predicare il Vangelo a qualcuno e nel momento in cui tu cominci a predicare il Vangelo suona il telefono, qualcuno disturba, l'altro gli cade per terra un bicchiere, qualcosa succede? Nel mio ex posto di lavoro, ogni volta che io aprivo bocca per predicare il Vangelo succedeva di tutto e di più. Perché? Perché tu stai stimolando le coscienze, stai richiamando le coscienze degli esseri umani al Signore, al Vangelo, alla verità che Cristo è morto e risorto per ciascuno di noi. E qualcosa succederà, ma io posso fare l'indifferente. La seconda cosa che posso fare con la coscienza è cauterizzarla. Questi uomini stavano cauterizzando la coscienza, ossia avrebbero zittito la voce del Vangelo di Stefano, facendo che cosa? Uccidendo Stefano. Prima di tutto ci turiamo le orecchie, dopo lo prendiamo, lo facciamo fuori, che così siamo a posto, nessuno predica più. Tanti profeti sono stati trattati in questo modo. Comincia a predicare il Vangelo e poi vedrai che cosa succede. Pastore, non sarò lapidato, non sarai lapidato, ma qualcuno ti escluderà dal suo gruppo. Questo è certo al 100%. Però la cosa bella che Stefano ha vissuto è stata quella che c'è scritto lì. In versetto 55-56, non c'è qua ma ve lo leggo io, dice: ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Di lì a poco Stefano sarebbe morto, però sta attento. Lui ha una visione, i cieli aperti e Cristo in piedi alla destra del Padre. Sai perché Gesù era in piedi? Perché tutta la Bibbia ci dice che quando Gesù è entrato nel cielo, è entrato e si è seduto. Ma sta attento, perché qua è in piedi? È in piedi per un semplice motivo, perché stava onorando la testimonianza di Stefano. Si è alzato in piedi. Quando un pubblico si alza in piedi perché vuole onorare quello che l'artista ha fatto. C'era un artista che si chiamava Stefano, che è andato fino in fondo, ha predicato la parola di Dio, non ha avuto paura di predicare la parola di Dio. Ha parlato di inferno sì, ha parlato di peccato sì, ha parlato di condanna sì, ha parlato del diavolo sì, e quelli hanno zittito le loro coscienze, lo hanno ucciso, però lui vedeva e guardava il Signore e il Signore gli stava dicendo: Pietro, tu sei un uomo di onore, perché tu sei andato fino in fondo con me. Carissimi, vi prego, siete una giovane generazione, scegliete l'amicizia di Cristo piuttosto che l'amicizia degli uomini, perché l'amicizia degli uomini prima o poi viene a mancare. L'amicizia di Cristo non viene a mancare mai. Paga un prezzo oggi perché tu raccoglierai un tesoro domani. Paga un prezzo oggi perché tu possa vedere il volto di Cristo nella tua vita. Fai questo sforzo che vale veramente la pena.
Cosa dobbiamo fare quindi alla fine? Paolo Apostolo ha testimoniato così in una lettera alla Chiesa, dicendo: fino a questo momento, e questa è l'esperienza dell'Apostolo Paolo, non credo sia la tua, dice: abbiamo fame e sete, siamo nudi, schiaffeggiati, senza fissa dimora, ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani, ingiuriati benediciamo, perseguitati sopportiamo, diffamati esortiamo, siamo diventati e siamo tuttora come la spazzatura di tutto il mondo, come il rifiuto di tutti gli esseri umani. Pastore, che cosa mi viene in tasca allora se io seguo Cristo? Perché la domanda adesso sorge spontanea, no? Ossia, se il telegiornale della Chiesa Battista Agape mi ha detto tutte queste cattive notizie, alla fine, perché io devo seguire Cristo? Ci sarà pure un vantaggio per seguire Cristo. È quello che ha chiesto sempre il nostro amico Pietro. Alla fine, poco prima che Cristo andasse in croce, ha detto: Signore, che cosa avremo noi che abbiamo cominciato a seguirti? Abbiamo lasciato tutto, abbiamo lasciato l'attività, abbiamo lasciato i nostri genitori, il nostro villaggio, è 3 anni e mezzo che ti seguiamo, cosa ci viene in tasca a noi? E il Signore dice: e chiunque avrà lasciato case, fratelli, sorelle, padre, madre, figli, campi a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto e riceverà la vita eterna. Questa è la grande promessa di Dio che nessuno ci toglie. 100 volte tanto. Pastore, fino adesso io non mi sono mai sentito pienamente soddisfatto della mia vita. Sono sempre in cerca di qualcosa. Il Signore è qua per dirti stasera: apri la bocca per predicare il mio Vangelo, vai fino in fondo con me, perché io ti darò 100 volte quello che tu desideri. È una promessa di Dio, sì o no? Tu pensi che Dio sia un bugiardo? Lui manterrà la sua promessa, sì o no? Tu vuoi 100 volte tanto, sì o no? Vai fino in fondo con Cristo. Non avere paura di quello che ti sta intorno. Non avere paura di predicare il vero Vangelo. Non avere neanche paura della morte, perché Cristo ha vinto la morte e la nostra destinazione è nell'eternità con Lui. Io non vorrei, davvero, sai perché mi scaldo tanto parlando con voi giovani? Perché io non vorrei che voi perdeste il treno che sta per passare. Sai che cosa dice quel proverbio umano che dice: il treno della vita passa una volta sola? Hai mai sentito questo proverbio? E a volte, ti aggiungo qualcosa, a volte passa senza fermarsi, tu lo devi prendere al volo. Ma quel proverbio parla di una realizzazione personale. Tu puoi essere realizzato quanto vuoi su questa terra, realizzare tutti i sogni della tua vita, ma senza Cristo non sarai mai pienamente soddisfatto. Ti ripeto la frase che un grande filosofo cristiano di nome Søren Kierkegaard ha detto questo: nel cuore dell'uomo c'è un buco a forma di Dio e solo Dio può riempirlo. Dio ha messo nel cuore di ciascuno di noi il pensiero dell'eternità, e quel pensiero tu te lo toglierai soltanto quando l'ultimo pezzo del puzzle andrà al suo posto e tu dirai: adesso sono veramente a casa, adesso sono pienamente soddisfatto, adesso Cristo mi ha fatto capire quanto io veramente valgo. C'era una cosa molto interessante. Mio nonno era un meccanico di biciclette formidabile. E sai, se c'è una cosa che succede spesso agli adolescenti della mia età oggi, so che le biciclette quasi non si usano, ma ogni 3x2 le biciclette si rompevano, ok?
pedali e gli ingranaggi e la catena che scendeva, qualcosa succedeva sempre. E mio nonno arrivava a casa, tic tac, 5 minuti e sistemava la cosa. Però a un certo punto mio nonno è venuto a mancare e io dovevo arrangiarmi come meccanico. E sai, gli ingranaggi per un inesperto sono una cosa un po' enigmatica. Devi sapere dove va l'ingranaggio, no? Devi sapere dove va la vite. Tu sai quell'aneddoto di quello che va a casa di una persona che ha un problema col computer. Allora arriva a casa di questo tecnico, prende un cacciavite, stringe una vite e gli dice 1.000 euro. Come 1.000 euro? Scusa, 2 secondi hai stretto una vite? Sì, è vero, io ho stretto la vite, ma tutto è andato a posto, perciò 1.000 euro. Spiegami almeno perché io ti devo pagare 1.000 euro. Beh, 1 euro per aver stretto la vite, ma 999 euro per sapere quale vite io dovevo stringere. Hai capito il senso? Dio sa che quell'ingranaggio va solo in un posto, è Cristo Gesù il Signore, e se tu lo metti nel punto giusto, tutto andrà al suo posto, tutto si aggiusta, tutta la ricerca che tu hai fatto fino ad oggi troverà un senso. Allora, io ho conosciuto il Signore, avevo 26 anni e per questi 26 anni avevo cercato nelle strade del mondo un sacco di esperienze. Ho fatto esperienze con il buddismo, ho fatto esperienze con la meditazione trascendentale, ho fatto esperienze con la magia, ho fatto esperienze con la droga, ho fatto esperienze in tutti i campi della vita. Finché un giorno un mio amico che veniva in montagna con me, l'ultima cosa che ho cercato è Dio nelle montagne. Per me la montagna era una passione pazzesca. Io sono un ex climber, ok? Un arrampicatore, un rocciatore, chiamatelo un po' come volete. E questo mio amico che veniva in montagna con me mi ha detto: guarda, stasera vado a casa della mia ragazza, andiamo a studiare la Bibbia. Ho detto: la Bibbia? Ho cercato in tanti posti, vado a cercare anche qua. Vi posso assicurare una cosa, quella sera mi sono preparato di tutto punto, con l'ansia di andare in questo gruppo di studio, e quando sono entrato c'era una persona che stava già sfogliando la parola di Dio e già leggendo alcuni testi biblici, siamo arrivati un po' in ritardo, e quando ho letto un testo biblico, dentro nella mia mente si è formato una, sai come quelle scritte che passano nelle farmacie, no? Farmacia aperta, farmacia aperta. Dentro nella mia mente si è formata questa scritta che passava nella mia mente: questo è il posto che hai sempre cercato. Qui sei a casa. Quando tu ricevi Cristo, quando tu incontri Cristo, a tu per tu vai fino in fondo con Lui, Lui ti dirà: ormai sei a casa, vivi in pace perché io sono con te. Io vorrei che tu potessi fare questa scelta oggi, ok? Non lasciare che la tua vita va, ma pastore, ma sono giovane. Ti ricordi cosa dice il libro dell'Ecclesiaste? Dice: va giovane, godi della tua vita, ma sappi che un giorno entrerai in giudizio col tuo Dio. È oggi il tempo. Se tu vuoi mettere a posto quel pezzo del puzzle che manca qua dentro, se vuoi sentire quella 100 volte tanto, è il momento giusto. Io voglio pregare per te oggi, ok? Voglio pregare che quella insoddisfazione, quell'ansia di vivere, quella tristezza, forse depressione, non lo so, possa sparire. Ma la prima cosa che ti dico è: riconosci che tu sei separato da Cristo per causa del tuo peccato.
Io e te siamo nati e concepiti nel peccato. Ma ti do una buona notizia adesso, per chiudere il nostro telegiornale. Cristo è morto per il tuo peccato. Lui ha pagato il prezzo del tuo peccato. E se c'è una cosa che Dio non sopporta è il peccato, perché Dio è santo. Ma Cristo è stato santo e ha trasferito la sua santità su di noi e la sua giustizia su di noi attraverso il sacrificio della croce. Ed è per questo che posso dirti con tutta certezza, oggi, stasera, se tu pensi che Cristo sia la soluzione, basta che tu dici: Signore, riconosco tutto questo, entra nella mia vita e fa della mia vita quello che tu vuoi, perché io so che secondo la tua promessa riceverò 100 volte tanto e avrò la vita eterna. E io voglio pregare per te. Signore Dio nostro, in questo momento io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che ciascuno di questi ragazzi e forse anche persone che sono a casa possono aprire il loro cuore, Signore, a Cristo Gesù il Signore. Non distrarti mentre io sto facendo quell'appello. Signore nostro Dio, io so che c'è una battaglia spirituale in questo momento. So che c'è il nemico che sta dicendo non farlo, non aprire il tuo cuore, non lasciare che Cristo entri, non ti resterà niente. È una grossa bugia diabolica, perché la parola di Dio promette che tu riceverai 100 volte tanto. Cristo mantiene le sue promesse. E se tu stai dicendo: Pastore, io voglio che Cristo faccia parte della mia vita, allora ti invito ad alzarti dove tu sei e a fare questo passo. Non guardare la persona a fianco a te. Dio ti benedica qua davanti, Dio ti benedica lì dietro. Amen. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Non lasciare che la colla spirituale rimanga sulla tua seggiola, ok? Se tu non hai coraggio di alzarti, fatti dare una mano alla persona vicino a te. Prendi la mano della persona vicino a te e alzati nel nome di Cristo Gesù. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Dio ti benedica. La tua scelta sarà grandemente benedetta e tu sperimenterai una pace e una libertà che mai hai avuto prima. Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio per la vita di questi ragazzi, Signore, che hanno fatto un passo coraggioso e che stanno dicendo: Signore, fai parte della mia vita. Io voglio essere guidato, ma voglio anche questa promessa. Tu hai detto che se io mollo le cose del mondo, tu hai detto che se io me ne vado lontano dal mondo e comincio a camminare con te, mi darai 100 volte tanto. Signore, io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che tu possa mantenere la promessa nella vita di questi ragazzi coraggiosi e che domani, Signore, già loro possono aprire la loro bocca e che comincino a proclamare che esiste un Dio vivo. Non è un Dio di una chiesa, non è un Dio di un campeggio, non è un Dio di una casa, non è un Dio che è solo scritto in un libro, è un Dio che vive, è un Dio che fa la differenza, è un Dio che riempie le nostre vite. Signore, riempi il cuore e la mente di questi ragazzi con la tua misericordia, con la tua grazia, con il tuo amore. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. E amen. Ascolta, tu che sei in piedi, fai una cosa. Tu sai che abbiamo istituito nel nostro campeggio il ministero degli abbracci. Ragazzi, andate a dare un abbraccio alla persona in piedi vicino a voi. Ok.
Dio vi benedica. Amen. Possiamo adesso fare il nostro momento delle offerte, decime, e poter continuare ad adorare il nostro Dio. E ora dalle decisioni che avete preso, dichiarate: ora Gesù vive in me. Amen. Io so che venne per me, che i miei peccati pagò, io lo credo, sì lo so. La mia vergogna portò, i miei dolori guarì, io lo credo, sì lo so. Alzo la voce, oh, Gesù risuscitò e ora vive in me. Gesù vive in me. Gesù vive in me. Gesù vive in me. Io so che venne per me, che i miei peccati pagò, io lo credo, sì lo so. La mia vergogna portò, i miei dolori guarì, io lo credo, sì lo so. Alzo la voce, oh, Gesù risuscitò e ora vive in me. Gesù 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 Amen. Oh Signore, ti voglio ringraziare, Signore, per questa sera, Signore. Ti voglio ringraziare per questo studio meraviglioso, Signore. Fa, Signore, che queste decisioni che sono state prese questa sera, Signore, fossero prese col cuore, Signore. Che queste vite possano effettivamente cambiare, Signore. Che tu possa prendere le vite di ognuno qua, Signore, romperle, trasformarle, Signore, come tu vuoi, Signore, secondo la tua volontà, Signore. Ti prego, Signore, che adesso che ci sarà la divisione dei nostri gruppi, Signore, tu possa ulteriormente parlare ai nostri cuori, Signore. È questo che io ti chiedo e ti ringrazio, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Sì? Ok. Allora, ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio tutti quelli che ci hanno anche seguito da casa, che tu sia al telefono, che tu sia dalla televisione. Dio ti benedica se è la prima volta che vieni, la seconda, la terza, se è da tutta una vita che vieni. Dio ti benedica, spero che questi culti ti possano cambiare e possano trasmetterti un buon messaggio. Allora, è arrivato il nostro classico momento dei nostri avvisi. Tra poco è agosto, ok? Uno dei mesi più caldi dell'anno, ma adesso siamo riusciti a combattere con questi bei ventilatori che, gloria a Dio, sono arrivati. E per la prima volta noi durante il mese di agosto non ci fermeremo, ma continueremo con i nostri culti del sabato.
Dopo dietro grande richiesta abbiamo deciso di fare questo sforzo, perciò se avete progetti per agosto cercate di cambiarli un attimino, ok? Per tenervi liberi sempre, ogni sabato qui alle 7, ok? In particolare agosto è anche un mese nel quale ci sono tante persone che vanno in ferie, lavori, vacanze e quant'altro. Perciò se stai pensando magari di partecipare a qualche ministero, vuoi servire da qualche parte in chiesa, non sai bene come fare, questo è un ottimo momento per farlo. In agosto ci sono molti buchi che possono essere riempiti, perciò se è la prima volta che vorresti approcciarti a un qualche ministero o a una qualche forma di servizio all'interno della nostra chiesa, vi consiglio vivamente di parlare con tutti gli svariati responsabili. Non sai chi è responsabile della lode? Non sai chi è responsabile di quel determinato ministero? Chiedi in giro, di sicuro riceverai la tua risposta, ok? Dopo agosto c'è settembre e sono fiero di annunciarvi 1, 2, 3 settembre che ci sarà il nostro ritiro dei giovani, ok? Siamo riusciti a trovare una località, gloria a Dio, siamo riusciti a trovare disponibilità delle persone che hanno deciso di farci questo servizio, perciò primo, secondo e terzo giorno di settembre sarà un weekend, perciò lavoratori state tranquilli. Inizieremo probabilmente venerdì sera o comunque in tardo pomeriggio, quindi dopo il consueto orario. Se hai dubbi, hai domande, se vuoi anche chiedere, ma io ho un amico che purtroppo può partecipare solo sabato e domenica, come facciamo? Puoi sempre rivolgerti al nostro caro pastor Sandro, oppure puoi anche rivolgerti a Giada, che oggi non c'è, ma comunque, oppure a uno qualsiasi di noi giovani che comunque ti sapremo indicare la persona più appropriata, ok? Il costo è 60 euro, ok? Da versare tramite bonifico sempre all'IBAN che poi manderemo nei nostri gruppi che poi faremo girare. Di nuovo, qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, ma è per me? Oppure ho fatto 18 anni quest'anno, posso partecipare al ritiro? So già la risposta però. Vi lascio fare questa domanda al nostro caro buon pastor Sandro, ok? Se non c'è lui, pastor Caio, se non c'è nessuno dei due, qualcun altro troverete risposte, ok? Bene, dato che vedo tante facce nuove, ripeto come funziona subito dopo il nostro piccolo momento di culto. Noi ci dividiamo in piccoli gruppi dipendendo dalla nostra età e il nostro sesso, ok? Grossolanamente prova a seguire qualcuno più o meno della tua età che troverai chi seguire, dove andare, in quale stanza, che ci dividiamo per fare una piccola condivisione sul messaggio che abbiamo appena ricevuto, in modo tale da stringere un po' il campo, perché magari il pastore qua davanti fa domande tanto scomode, fa domande tanto personali, che non sei esattamente disposto a rispondere davanti a 60 persone, perciò ci riuniremo poi in gruppettini più piccoli per parlare, discutere, anche pregare gli uni per gli altri, ok? Perciò, detto questo, credo di aver detto tutto. No, mi sono dimenticato. C'è l'incontro delle coppie, ok? Perciò parlando principalmente ai genitori, lo dico a voi in modo che lo possiate ripetere ai vostri genitori. Sono aperte le iscrizioni per l'incontro delle coppie, durerà 3 giorni, credo, 26, 27, 28, sbagliato tutto, 20, 21 e 22 ottobre, forse? Ok, grazie. Per qualsiasi informazione rivolgersi ai nostri cari, vecchi, soliti responsabili, ok? Dite ai vostri genitori, invitate i vostri genitori ad iscriversi. Le iscrizioni non so fino a quando saranno aperte, non so in che stato sono le iscrizioni, quindi non so se manca un posto, se ne mancano 10. In qualsiasi caso è meglio sbrigarsi. Alla fine ho detto agosto, settembre, ottobre. Abbiamo qualcosa per novembre? Non ancora. Se li avremo in progetti vi avviseremo, ok? Dio vi benedica, che abbiate buon sabato.